Un saluto a tutti gli amici del web da William Grosso, coordinatore del progetto Sicilia Opera Academy. Ci troviamo qui nella struttura che ospiterà la prima masterclass in Europa del tenore di fama internazionale Gregory Kunde. Sicilia Opera Academy è orgogliosa di ospitare un così alto professionista del mondo della lirica. Allievi da tutte le parti d'Italia e anche dall'estero si sono iscritti per partecipare ai corsi di questo esimio maestro. Abbiamo già ospitato nelle settimane precedenti un altro grande artista, il baritono Marcello Lippi, direttore artistico del Teatro Verdi di Pisa, e adesso con la presenza di questo altrettanto importantissimo artista, Gregory Kunde, appunto, Sicilia Opera Academy si pone come una realtà di primo piano nel mondo della lirica a livello, oserei dire, internazionale. Mi trovo con il maestro Gregory Kunde, che abbiamo l'onore di ospitare nella nostra struttura, maestro che sta tenendo questo masterclass di alto perfezionamento dedicato a tutti gli studenti di lirica che vogliono appunto crescere artisticamente. Maestro Gregory Kunde, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito, siamo davvero onorati di averla qui ospite nella nostra sede di Sicilia Opera Academy. Come ha trovato questi allievi che diciamo ha trovato e che sono così desiderosi di apprendere da lei? Gli allievi sono veramente, praticamente pronto per andare in scena, veramente, devo dire. È stato un piacere da sentire ogni allievo, è un piacere da essere qui, veramente. Grazie per l'invito. Come avete avuto modo di notare, il maestro Kunde capisce e parla perfettamente l'italiano, quindi complimenti. In 33 anni di carriera, maestro Kunde, quante volte è stato in Italia? Allora, ho cominciato qui a Catania, veramente, nel 91, ho fatto il Festival Bellini, al Teatro Bellini, ho fatto Bianca e Fernando di Bellini, la prima esecuzione mi sembra in quest'epoca, diciamo. E ho cominciato nel 91, io ero qua tante volte, allora adesso questo è 20 anni, vero? E allora, maestro Kunde, devo dire che Catania ricorre nella sua carriera, perché come ci ha appena detto è stata la sua prima opera, diciamo, qui a Catania. E questo, mi corregga se sbaglio, è il primo masterclass che lei tiene in Europa. È vero. Primo master in Europa, ho fatto non so, 10 nelle università negli Stati Uniti, ma questa è la prima volta che ho fatto un master qui. È un po' diverso, devo dire. Un master negli Stati Uniti all'università è forse 3 ore di studenti, veramente loro canta e io faccio 10 minuti di lezioni, non so, di encouragement, diciamo. Ma questo di 5 giorni e abbiamo tempo da lavorare, veramente lavorare praticamente 45 minuti, un'ora al giorno, è stato molto, molto bene. Per me è stato un piacere, anche speriamo che per gli allievi. Sicuramente ho avuto modo di parlare con gli allievi e hanno tutti dei commenti molto positivi. Maestro Kunde, so che in questi giorni sta approvando con gli allievi i brani che eseguiranno in occasione del concerto finale della masterclass. Avete già approntato la scaletta o è ancora in fase di preparazione? No, loro sono in preparazione ancora un pochino, ma siamo praticamente pronti, mi sembra che va bene, certamente va bene tutti. Ci saranno dei brani fatti dai singoli cantanti, ci saranno anche dei duetti, quindi sarà un bel concerto. Maestro Kunde, non so se lei sa che in occasione del concerto, questo ancora è un segreto per i ragazzi, verranno assegnate 2 borse di studio e speriamo che possano servire per incoraggiarli per andare avanti, diciamo, in questo campo della lirica. Maestro Kunde, prima di salutarla e di congedarla da questa intervista, una domanda diciamo che mi viene
viene spontaneo farlo in quanto curatore del progetto Sicilia Opera Academy. Che cosa ne pensa, insomma, di questa nuova attività che c'è adesso qui a Catania grazie a noi, e di questa idea di organizzare delle masterclass per studenti anche che vengono da altre parti d'Italia e del mondo, con docenti come lei di fama internazionale? È una bella cosa veramente, perché io non ho fatto mai una cosa così, ma mi sembra che aiuta molto l'arte, il preparazione, perché è difficile da andare direttamente in scena quando hai studiato all'università o con qualche maestro. Per andare in scena bisogna preparare un po' di più la perfezione del ruolo, perché oggi c'è tanta competizione, sono tanti cantanti che vuol un ruolo, diciamo, forse 150 per un ruolo. Allora perfezione è molto importante e l'interpretazione è una cosa che i direttori artistici e i sovrintendenti cercano qualcuno che si può fare immediatamente in scena, è quello importante. Quella Sicilia Opera Academy si serve in questo modo, è veramente benissimo, grazie. Grazie a lei, maestro Gundi. Poi ho avuto modo appunto di parlare con i ragazzi, che mi dicevano anche che l'hanno trovata un docente molto disponibile, ma soprattutto molto simpatico, molto alla mano, e quindi davvero doppi complimenti per tutto, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano. E poi le vorrei strappare una promessa, se magari ci verrà a trovare prossimamente. Certamente, se mi invita io vengo senz'altro, grazie. Grazie a lei, grazie anche a voi.